Buongiorno, buongiorno un cazzo, ho dormito malissimo, letto piccolo, c'è freddo, c'ho il cazzo freddo, ti giuro, è stata una notte del cazzo, e c'è i prossimi 3 mesi qui. Guardiamo positivo. Pagano. Beh, sì, buongiorno. Questo è il luogo in cui dormo, o almeno dovrei. Potrà andare molto peggio, ma anche molto molto meglio. Colazione scarsa. Promesso una colazione abbondante. C'è un cazzo. E quel poco che c'è è anche un po'. Io non sono mai bravo a fare video, però va bene, ci provo. Per il resto si spera in bene. Gli altri sono simpatici. Degaita che fossero forse. Allora, la lezione 1 è andata. E sì, chiaro, ma non chiarissimo. Però non puoi pretendere troppo, sta spiegando un tecnico dopo tutto. Quindi si spera in meglio. Pranzo dalle suore. Però ho mangiato bene. Ammetto di aver mangiato abbastanza bene. Sì, fame della Madonna. Adesso dobbiamo vedere per la cena, però adesso dobbiamo tornare, perché alle 2 si riparte. Altre 4 ore. Rottura di cazzo. È stata una cazzo di epopea. I totem degli autobus sono illeggibili. E con illeggibili intendo illeggibili. Cioè, noi a Parma siamo abituati con degli autobus che all'1 passano magari all'1:15, alle 2 sono alle 2:15, alle 3:15. Qua no. Qua l'autobus delle 2 passa alle 2:17. L'autobus delle 3 alle 3:15. L'autobus delle 4 alle 4:50. L'autobus delle 5 alle 5:30. Cioè, sono illeggibili. Io ci ho perso delle ore per non capire un cazzo. E siamo andati in camera tardi. Adesso si va al supermercato. Cibo. Spezzato tutto in mano. La bella luce. Come funziona bene. Attento da. Ma ti vergogni. Comunque questa è praticamente la parte migliore di tutto l'ostello. È il terrazzo. Oh, non è nulla di che. Però cazzo, c'è le panchine, porca troia. Poi c'è anche il fiumiciattolo qua sotto, che non si vede, però vabbè. No, ma conti fatti, cioè, per non spendere un cazzo, ci sta. Io sono qua da solo a mangiare i popcorn.